Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Comunale di Muravera per assistere all'11ª giornata di ritorno del campionato di eccellenza, il derby tra il Muravera in maglia giallo-blu di Luno Oliveira e il Castiadas in completo nero di mister Pinna. La zona dove c'è Lampis che allontana ancora di testa, poi Federico Boi allarga per Cordeddu con l'esterno destro, calcia Surai, ancora Nieddu, la conclusione col sinistro, pallone dentro, Figos di prima intenzione, Mesina cerca di girarsi, pallone all'indietro, ancora Carrus, poi serve Pinna con l'esterno, calcia Alessandro Pinna, pallone sul fondo, ancora pallone dentro, va Carrus alla conclusione, c'è il gol del Castiadas con Capitan Carrus, il destro preciso, pallone che gira e si infila nell'angolo lontano alla destra dell'estremo difensore Maurizio Floris, si sblocca così il derby. Ancora per Contu c'è la sovrapposizione di Porru, ancora Porru per Contu con la sinistra, il cross, Mesina di testa, il raddoppio del Castiadas con l'ex di turno Antonio Mesina, arriva il 2-0. Lancio lungo, Cordeddu mantiene il pallone in campo, pallone all'indietro per Figos, il 3-0 del Castiadas. Calcio d'angolo per il Muravera, pallone che arriva all'interno della di rigore, prolunga Onano. Ancora D'Agostino con la sinistro, palla che passa ma in posizione centrale, blocca con sicurezza Floris. Vince il derby il Castiadas con il risultato di 3-0.